Penso che possiamo incominciare. Allora, benvenuti a tutti, buona giornata a tutti. E allora, siamo alla cerimonia di premiazione del premio tesi di laurea Giulia Cecchettin, organizzata dal Collegio degli Ingegneri di Venezia. Siamo alla 7ª edizione di questo premio e abbiamo avviato anche l'8ª edizione con la pubblicazione del bando che è avvenuta a gennaio di quest'anno e abbiamo dato il termine per la presentazione delle tesi il 30 di maggio, mi pare, sono sicuro quindi il prossimo mese. Allora, perché questa manifestazione che ormai appunto si protrae di anno in anno? Il collegio, come sapete, è un'organizzazione, è una libera associazione di ingegneri che hanno come scopo quello di valorizzare la professione di ingegnere anche attraverso gli aspetti culturali della professione. E tra le cose che il collegio ha deciso di promuovere già da qualche anno c'è anche questa manifestazione, questo premio che vorrebbe appunto incentivare la professione presso i giovani. La laurea in ingegneria è cambiata moltissimo nel corso degli ultimi anni, sicuramente è cambiata moltissimo dai tempi in cui l'ho frequentata io e devo dire che ricordo quel periodo come un periodo molto positivo, molto, devo dire anche felice, un periodo di conoscenze, un periodo di incontri, di arricchimento personale, culturale e anche scientifico. Però c'erano solo 5 specializzazioni, uno doveva scegliere quella a cui far parte. Io avevo scelto ingegneria civile. Adesso questo mondo si è ampliato moltissimo, introducendo tutta una serie di specializzazioni che prima non erano previste. Mi pare che siamo arrivati a circa una 60ina, ancorché racchiuse nei 3 macro settori civile, ambientale, industriale e dell'informazione. Credo che appunto sia giusto in qualche modo riflettere sui cambiamenti che hanno interessato la nostra professione, che tuttavia a mio parere rimane un punto fermo, un elemento essenziale nella nostra società, nella società contemporanea, e un punto di forza per lo sviluppo tecnologico e non soltanto appunto nella nostra società. Per cui il fatto che i giovani entrino a far parte di questa nostra comunità è una cosa sicuramente positiva ed è in questa direzione che il collegio si sta muovendo anche appunto attraverso l'indizione di questo premio. Quindi largo ai giovani e a noi che ormai giovani tanto non siamo più, insomma, il compito di far sì che costoro si trovino bene, che entrino nella nostra professione con l'entusiasmo che sicuramente a loro giovani non manca, insomma. Quest'anno abbiamo avuto, cioè in questa 7ª edizione, abbiamo avuto 25 partecipanti, quindi 25 tesi che sono pervenute e che spaziavano appunto nei temi più disparati della professione e quindi hanno fatto fare un gran lavoro alla commissione giudicatrice, perché appunto esaminare 25 tesi, tutte una diversa dall'altra, ma soprattutto di argomenti così disparati, ha richiesto un lavoro per cui ringrazio davvero la commissione per il lavoro che ha svolto, commissione che è presieduta da professor Piero Ruol, che è qui alla mia destra, che è ordinario di costruzioni marittime all'Università di Padova, al Dipartimento di CEA, mi pare, e poi composta dagli ingegneri Pietro Baldin, che purtroppo oggi non può essere qui perché si è infortunato, da Simone Golfetto, anche lui purtroppo mi ha scritto che non sta bene, che è ammalato e quindi non può essere, da Giampaolo Micheletto, da Stefano Rizzato, che è qui, ai quali poi per la prima volta quest'anno si sono aggiunti 2 rappresentanti, uno dell'Associazione Industriali di Padova,
che è l'ingegnere Valentina Corras, e uno in rappresentanza dell'associazione Costruttori Edili dell'Alce, che è Cristiano Perale, che tra l'altro ci ospita in questa sede, devo dire, molto bella, molto prestigiosa, e che quindi ringrazio doppiamente per questa cosa. Allora, come dicevo, il premio si articola nelle 3 sezioni, cioè sono 3 premi in denaro che vengono attribuiti ai vincitori: ingegneria nel macrosettore, ingegneria civile ambientale, industriale e dell'informazione. Noi abbiamo invitato qui i 3 vincitori a presentare le loro tesi, e abbiamo invitato anche gli altri partecipanti, se ne avevano voglia. 2 di loro hanno accettato di venire, quindi li ringrazio per questa loro partecipazione, per cui volentieri gli diamo la parola e ascolteremo anche con interesse l'illustrazione delle loro tesi. Allora, prima di passare la parola al Presidente della Commissione, che poi chiamerà al tavolo i singoli relatori, volevo chiamare per un saluto il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia, Mariano Carraro, che voi sapete che il collegio e l'ordine hanno un collegamento molto stretto, collaborano su tante cose, e tra l'altro l'ordine, penso che ne parlerà adesso, festeggerà quest'anno il centenario della sua fondazione, per cui volentieri gli cedo la parola per un saluto. Grazie a Sandro Boato, benvenuti a tutti voi. Porgo ovviamente i saluti dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia, del Consiglio dell'Ordine, e auguro un buon lavoro per oggi, e assisterò molto volentieri all'illustrazione delle tesi che sono state premiate e presentate a seguito del bando che il Collegio ha emanato. E che testimonia l'attenzione che ha il mondo ordinistico in generale, quindi ordine, collegio, centro studi, fondazione, ingegneri veneziani, e poi le altre articolazioni del sistema ordinistico nei confronti dei giovani, perché bisogna guardare avanti. Per guardare avanti bisogna un po' anche guardare indietro. Difatti, appunto, come ricordava Sandro Boato un attimo fa, quest'anno noi festeggeremo a maggio. Per il momento stiamo lavorando molto per arrivare appunto a far sì che questi eventi riescano al meglio. Festeggeremo appunto il centenario dell'istituzione dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia, prima della provincia e oggi della città metropolitana di Venezia. Era il 1926, siamo nel 2026, molte cose ovviamente sono successe, ne daremo conto, ne stiamo dando conto e illustreremo nel corso dei 2 convegni che faremo il 15 maggio a San Rocco a Venezia, il 20 maggio all'auditorium del Museo M9 a Mestre. Ne daremo conto dei contenuti, illustrando i contenuti del libro che abbiamo scritto e che costituisce un po' un affresco, un insieme di pennellate di quella che è stata l'ingegneria veneziana nel corso di questo secolo. È stato un lavoro intenso, però anche molto appagante, perché sta dando conto di quello che è stato fatto nel corso di questi 100 anni, e che certamente può costituire la base, le fondamenta di quella che sarà l'ingegneria del futuro, che sarà ovviamente anche molto diversa in certi casi da quella del passato, come ricordava Sandro Boato un attimo fa, ma guardare indietro ci aiuta ad affrontare il futuro con maggiore consapevolezza. E quindi per quanto riguarda il futuro io ascolterò ben volentieri le tesi che oggi saranno illustrate. Buon lavoro.
Grazie all'ingegnere Carraro. Chiamo adesso Cristiano Perale in rappresentanza dell'ANCE di Venezia che, come ho detto, ci ospita oggi e quindi oltre ad essere membro della commissione è anche il nostro ospite di oggi, per cui a te la parola. Grazie Sandro. Cristiano Perale, sono un ingegnere, sono iscritto all'ordine, quindi sono ancora in casa. Vi accolgo appunto a nome dell'Associazione Costruttori Edili di Venezia, quindi l'ANCE Venezia, di cui sono vicepresidente. Vi porto i saluti di Giovanni Salmistrari, che stamattina appunto non può essere qui. Io poi presiedo gli enti che sono qui raccolti. Questa per noi è la cittadella dell'edilizia. Quando l'abbiamo completata esattamente 10 anni fa, abbiamo fatto un investimento enorme perché volevamo appunto che avvenissero eventi come quelli di oggi, quindi dove poter ospitare il sistema allargato delle costruzioni. In questo caso oggi appunto interagiamo con voi a ordine degli ingegneri e i futuri ingegneri o quasi che cominceranno a esserlo tra poco, e in questa bellissima sala dove molto spesso non servono neanche i microfoni. Il resto dell'edificio è lo spazio dove andiamo a generare i servizi per il sistema delle costruzioni, quindi la sede della Cassa Edile, quindi l'ente di previdenza per il sistema delle costruzioni e l'ente di formazione che oggi si chiama Formedil Venezia, che eroga tutti i servizi per la formazione delle maestranze edili e di dirigenti, degli amministrativi del sistema delle costruzioni, nonché eroga i servizi per la sicurezza, per cui chi di voi si occuperà di sicurezza, ricordatevi quel cartello che vedete scritto fuori dei cantieri, scritto cantiere sicuro, viene da qui ed è uno dei progetti che spero sempre più svilupperemo assieme. Questo spero sia appunto a disposizione non solo oggi ma sempre appunto per queste interazioni tra i nostri sistemi, quindi oggi rappresento più il sistema delle costruzioni che l'ingegneria che fondo però dentro il cuore, e quindi benvengano questo tipo di interazioni. Adesso lasciamo pure ai relatori e un saluto credo di Confindustria. Grazie a Cristiano, e adesso appunto come dicevo avevamo coinvolto oltre che all'ANCE anche Confindustria Veneto Est che gentilmente ha accettato di collaborare. Chiamo il dottor Andrea Borin che è vicepresidente del gruppo servizi innovativi di Confindustria per un saluto alla platea. Prego dottor. Grazie. Buongiorno a tutti. Anzitutto ringrazio per l'invito, ringrazio il Collegio degli Ingegneri della Provincia di Venezia, ringrazio l'Università che è presente il professore, ringrazio anche la famiglia Cecchettin che credo oggi non sia presente, ma in qualche modo. Allora, anzitutto io volevo leggervi 2 righe che ci ha inviato la nostra Presidente Paola Carron, che avrebbe voluto essere presente ma altri impegni istituzionali non le hanno permesso di essere qui con noi. Vi leggo queste poche righe e vi rubo veramente poco spazio. Pur non potendo essere presente, desidero esprimere il mio sincero apprezzamento a tutti i partecipanti, ai relatori e agli organizzatori per l'impegno nella valorizzazione dell'eccellenza e del lavoro dei giovani ingegneri. Questa edizione del premio Giulia Cecchettin rappresenta un importante momento di condivisione e riconoscimento del merito, ma anche di riflessione sul futuro della professione e delle società. Le tesi presentate dimostrano come la ricerca tecnica possa affrontare temi concreti e di grande impatto sulla vita reale, dall'ambiente alla città, dalla salute al lavoro. Iniziative come questa confermano l'impegno nella promozione della cultura tecnica, dell'innovazione e del talento delle nuove generazioni. Auguro a tutti un convegno ricco di stimoli e rivolgo fin d'ora le mie congratulazioni ai premiati per il traguardo raggiunto. Queste sono le parole che la Presidente Carron mi ha ambasciato, mi ha detto di riferirvi. A queste aggiungo ovviamente le mie congratulazioni ai premiati, ai neo ingegneri premiati e anche un ringraziamento a loro per, secondo me, quello che ci sapranno dire e ci sapranno mostrare oggi con le loro esposizioni. Non rubo altro tempo, vi lascio andare avanti. Grazie.
Bene, allora io adesso passerei la parola al professor Piero Ruol, che ha presieduto la commissione, che ha diretto i lavori della commissione per la presentazione dei nostri vincitori e degli altri colleghi. Grazie Sandro. Sì. Grazie Presidente, grazie alle presentazioni di tutti. Oggi siamo qui per vedere illustrati 5 ottimi lavori. Abbiamo avuto, come diceva Sandro, il Presidente all'inizio, abbiamo avuto un arduo compito, 25 tesi da valutare. Ci siamo ripartiti i compiti tra di noi, io di molte di queste tesi capivo pochissimo. Io sono dell'area civile e ambientale. E quindi è stato un lavoro abbastanza lungo, ci siamo poi scambiati i pareri eccetera. Alla fine siamo dovuti arrivare all'ingrato compito di escludere qualcuno dal premio, ma abbiamo individuato 3 ottimi lavori. La maggior parte dei lavori che abbiamo analizzato erano di ottimo livello, quindi complimenti a tutti veramente. E oggi andiamo quindi a sentire le presentazioni dei 3 vincitori, che sono Federico Zaffoni per l'area civile ambientale, Gabriele Gucci dell'area industriale e Letizia Girardi dell'informazione. In più abbiamo anche il piacere di ascoltare le presentazioni di Giacomo Sarti dell'area civile e di Giulia Caprari dell'area industriale, che ringrazio per aver voluto presenziare a questa giornata. Io sono sicuro che probabilmente questi 5 giovani laureati abbiano già un lavoro. Se non avete ancora un lavoro, chiamateci, siamo qua tutti, abbiamo più richieste che studenti, quindi non credo che abbiate nessun problema a trovare un momento molto favorevole per gli ingegneri. Io conosco particolarmente appunto l'ingegneria civile e ambientale, dove i numeri sono molto piccoli e la richiesta è molto grande. Ma so che anche nelle altre 2 settori dell'informazione e l'industriale le richieste sono numerosissime, per cui sono sicuro che troverete tutti un ottimo lavoro se già non lo avete. Non svendetevi, siete tutti molto validi, cercate di valorizzare la vostra preparazione. Sia in Italia che all'estero i nostri laureati sono molto quotati. È vero che manca, ne parlavamo prima con i colleghi, manca forse un po' l'aspetto applicativo pratico, però la preparazione teorica che hanno i nostri laureati in Italia è apprezzatissima sia in Italia che all'estero. Vengono sempre molto ben riconosciuti nell'ambiente del lavoro perché sono molto versatili, hanno una preparazione ampia che gli consente di prendere molte strade e molti lavori. Va bene, non voglio annoiarvi con chiacchiere superflue, ma direi che possiamo iniziare con le presentazioni e allora seguiremo l'ordine con cui vi ho elencato i neolaureati, qualcuno un po' più, qualcuno un po' meno neo, comunque sono tutti degli ultimi anni. E quindi direi che possiamo iniziare con Federico Zaffoni che ci illustra la sua tesi che riguarda le cave di Porfido in Val di Cembra. Vedrete dei temi completamente diversi, passeremo dalle cave di Porfido all'usura dei pneumatici, a questioni di valvole cardiache, delle cose assolutamente diverse tra di loro e molto interessanti.